Allora, ritorniamo sott'acqua, ritorniamo ad immergersi, anche perché insomma un viaggio bello impegnativo proprio perché tante immersioni facevate. Sì, facevamo 3 immersioni al giorno, però diciamo che la terza l'ho saltata più di qualche volta, devo dire la verità, anche perché proprio un conto sono stancanti le immersioni, sono in acqua fredda, ci metti di più a vestirti, hai sta muta grossa e hai il mare che ti ha un po' scombussolato, ecco che allora sì. Però stare in barca comunque ci si muoveva, si saltava abbastanza, quindi non era neanche un relax sì, totale. mettendosi distesi comunque si stava abbastanza bene. Ecco, quella è una buona difesa per il mal di mare. Non era un mal di mare pronunciato, ma comunque. Torniamo ai nostri squaletti bianchi che vanno qua, guardi come si accalcano uno con l'altro. Proprio qui sono stato più attento, non mi sono avvicinato troppo da disturbarli, perché non è neanche giusto disturbarli. E il pesce che c'è sopra gli squaletti, che cos'è? È un pesce palla, ma proprio non gli dà nessun fastidio. Ma loro non se lo mangiano? No, e il pesce palla no, mangiano mica perché tutti gli aculei. Quello si salva da solo. Comunque hanno degli occhi inquietanti. È un po' gelidi come occhi, quello sì. Proprio, se guardiamo bene ha la stessa pupilla che ha il serpente, per carità ha tutt'altro genere, sì, però comunque l'occhio si avvicina molto a quello dello squalo. Quello lì proprio con la pupilla verticale. Comunque di colori pazzeschi, è vero, si vede che l'acqua è particolarmente limpida, perché in altre situazioni che abbiamo visto squali che avete ripreso invece... Qua sì, sì, quello sì. E qui, ma poi vedere questi muri di pesci, cioè veramente è una roba incredibile quello che c'era lì di pesce. Però ripeto, è un viaggio esclusivamente per subacquei e anche che ci siano anche non di primo pelo, ecco, che abbiano un po' di esperienza, perché è impegnativo, ecco, quello sì, quello sì. Ecco, che bello, mamma mia. Il nostro pesce scatolina qua. Quando lo vedo è simpatico, poi ci sono quelli piccoli che qua non ho visto. Ma questo è grossetto comunque? Sì, sarà un 30 centimetri, ecco, non è grandissimo, ma comunque li trovo molto simpatici. Finché si aspetta che vengano, perché gli incontri praticamente che dovevamo fare, le mante le abbiamo visti, gli squali, questi qua accatastati pure, le balene le abbiamo viste, ecco, e dopo manca adesso ancora la buttata degli squali finale. Aragoste, quante aragoste, Dai, proprio ma qua siete a che profondità? Siamo sui 25 metri, 20-25 metri, sì. Ma ad esempio qui in questa fessura non si riesce a capire, ce n'era una grandissima sotto di tutte, ma veramente grande, e però sotto, ecco, vediamo la testa lì in fondo, vediamo la testa nel fondo. Santa, quella era enorme, ma veramente grande. Ma mangiano le aragoste? Oppure... No, loro si guardano bene dal pescare, perché assolutamente non pescano, portano via il pesce, lo portano via congelato e ce lo danno, qui non pesca nessuno. Rispettano, quindi è una zona quasi protetta. È una zona quasi protetta. Una murena, anche lei tranquillissima, una murena di una bella taglia, e questa qui è bella grande come murena, però proprio tranquilla. Quanto sarà questa? Questa qui sarà un 40 centimetri di diametro, è molto grande. Sì, la testa è bella. Bisogna stare attenti perché fanno di quegli movimenti velocissimi. No, qui proprio ero tranquilla. Sì. Tutti fidi. Sì. E qui è diverso anche la pupilla della murena rispetto allo squalo, cioè è più amichevole, diciamo. Comunque ha dei colori stupendi, ecco i dentini. Ma sembra studiarti in modo approfondito. Io ho avuto solo una volta un problema con la murena in una notturna. Ecco qua i delfini, questo era il terzo incontro. Bellissimo, questo è molto più rilassante. Guardate, ma quindi se ci sono i delfini non ci sono gli squali? O se sono location diverse? No, generalmente lo squalo segue il branco di delfini, perché il delfino vecchio o ammalato viene abbandonato dal gruppo. E praticamente la madre natura viene ucciso e mangiato dagli squali, ma però dove ci sono proprio i delfini si va anche abbastanza tranquilli, non ci sono gli squali. Questo che era bello è che li vedete in piedi, si mettono in piedi perché cercano il contatto, ce l'hanno detto e ripetuto, con noi, cioè tu li puoi abbracciare, però avevamo le attrezzature, potevamo solo che fargli del male, quindi loro si mettono in piedi
come li abbracci, smettono di muovere la pinna della coda e tu sprofondi, questo è il punto, per cui bisogna stare attenti a questo, proprio sei qui con questo delfino, ma però attenzione, cioè proprio ti tira giù perché lui va giù. Per lui non è un problema, ma per noi sì, cioè bisogna vedere quanto si va giù anche velocemente. Però ripeto, l'ha fatto uno o due del gruppo che avevano le macchinette piccole, che hanno abbracciato i delfini, perché proprio loro dicono potete abbracciarli perché cercano il contatto con l'uomo. È una cosa che io non avevo mai visto, proprio veramente, e si mettono in verticale e stanno perfettamente in verticale proprio per essere abbracciati. Quindi l'hanno provato anche più volte. Sì, eccolo qua. Vedete come si gira? Eccolo qua. Come se volesse essere... Esatto, vuole avere il contatto e dopo si arrabbia perché è stato fermo e non è andato nessuno. Ma quindi vuol dire che in parecchie situazioni vengono abbracciati? Sì, e guardando bene avevano la pelle anche abbastanza strisciata, adesso non so se erano le attrezzature fotografiche, mi auguro di no, più che altro può essere anche le rocce stesse, la mareggiata che li fa colpire, ma comunque avevano proprio, quando trovavano i subacquei stanno in fianco a noi proprio fissi e stavano proprio lì tutta l'immersione, poi vedevamo il gruppo che arrivava, andavano e venivano e soprattutto quando c'era che cercavano il contatto che si mettevano così in piedi, questa era una cosa ma veramente incredibile, bellissima, veramente bella. Questo proprio... È affascinante comunque, mamma mia. Sì, quello sì. Cioè, diciamo, l'immersione con i delfini veramente vale un viaggio, proprio veramente merita. Questo, eccolo qua, condivido appieno perché non sono pericolosi. Quelli con gli squali immagino che deve essere una cosa avvincente, però... Insomma, sono un po' inquietanti. Ecco, vedevo questo delfino che è strisciato così, infatti mi chiedevo dove poteva essere strisciato, perché da noi capita che ogni tanto vengono presi nelle reti e poveretti si strisciano notevolmente, perché loro poi hanno bisogno di respirare, ricordiamoci. Sono però non può essere che abbiano tanto, effettivamente, potrebbe essere anche assalito da qualche... pesce? Ma no. Ma loro si spostano, cioè fanno chilometri, cambiano zona oppure erano territoriali? No, questi sono proprio territoriali qua. Questi erano fissi, difatti sapevamo già che avremmo trovato i delfini. Quindi come zona. E quindi eccoci qua tutti insieme e quando dopo si sta tutti in gruppo, quando si trova un gruppo così di delfini si fa tutta l'immersione assieme a loro. E qui vediamo un po' di squali adesso, questo qui è andato troppo vicino a un'elica della barca e gli ha mozzato la pinna dorsale. Ma gli squali erano abbastanza, comunque erano tranquilli? Sì, tranquillissimi. C'è stato quando abbiamo lasciato, no, Rocca Partida, no, non so se, non mi ricordo più se era Rocca Partida o San Benedicto, la barca che è arrivata dopo, facendo l'immersione hanno trovato uno squalo bianco. E loro hanno detto, guarda, non è pericoloso, insomma non è pericoloso, bisogna starci un po' attenti, ecco. Lo squalo bianco è imprevedibile comunque. Esatto, ma soprattutto è grande, parliamo di tonnellate di animale, quindi... Cosa raggiungono i 10 metri? Ah beh sì, raggiungono anche sì. No, già da 10 metri direi che è già una punta molto elevata, ma uno squalo da 5 metri è sempre sulle 3 tonnellate, insomma è proprio un peso importante. Qua si vede il fondale, che è un fondale anche abbastanza povero di vegetazione, anche non ci sono comunque altri elementi che possano renderlo ricco, colorato, coralli non ce ne sono? No, niente, assolutamente, è proprio vulcanico puro, nero, è proprio roccia nera, vulcanica. Però ci sono tanti pesci, quindi vuol dire che il nutrimento c'è. Esatto, il nutrimento c'è, quello sì. Dicono però che l'acqua particolarmente limpida con il fondale vulcanico sia anche un'acqua che non è molto ricca di plancton, di elementi. Qui è l'incontro delle correnti perché arriva dall'Antartide. Sono due correnti che si incontrano qui e praticamente danno il massimo perché arriva il plancton, ripeto, ma c'è tantissimo plancton. Ma sembra che sia la pelle di velluto, invece è bella ruvida. È bella ruvida, sì, è molto proprio abrasiva, diciamo, proprio la pelle del squalo è smeriglio.
E loro in questo caso qua non attaccano gli altri pesci, ma si nutrono quando hanno fame, quando sono in una cura. Ma lo squalo, molte volte, cioè in anni passati, soprattutto per richiamarli, si dava da mangiare via di seguito. Lo squalo mangia una volta ogni 15 giorni, non è che mangia come noi tutti i giorni, cioè ha un ciclo alimentare completamente diverso. Alla sera, ad esempio, quando siamo andati all'isola del Coco, siamo proprio immersi in mezzo agli squali, tutti squaletti pinna bianca che cercavano di mangiare, ma lì veramente la metà non mangiava neanche, cercavano di mangiare, ma proprio non avevano neanche, non riuscivano neanche a catturare da quanti erano. Mentre invece lo squalo, cioè ripeto, quando si dà il shark fishing, che gli si dà da mangiare, sì, lui viene perché gli crea l'euforia alimentare, però gli fai più male che altro, ecco. Di notte non vi siete immersi? Qui no. Qui non abbiamo fatto notturne, direi che qui sarebbe stata impegnativa l'immersione. Perché anche di notte era mosso il mare? O no? No, non tanto quello, perché con le luci dalla barca ti vedono meglio, senz'altro, ma più che altro è che devi stare vicino alla parete e bisogna stare attenti a controllare la profondità, perché di notte non è che riesci a controllare molto bene quello che devi fare di decompressione successiva e tutto, cioè si cerca sempre di essere in curva di sicurezza proprio per non andare oltre. Cosa vediamo qui? È un serpentello questo qui, che però non l'ho individuato, secondo la guida, detto che non è di quelli pericolosi assolutamente, però vedevo sempre, perché noi conosciamo quelli ad anelli rossi e neri che sono pericolosissimi, ma questo qui proprio non l'avevo mai visto, l'ho visto solo lì. Anelli rossi e neri dove si trovano? Soprattutto in Indonesia, mari caldi, anche alle Maldive li troviamo, in Mar Rosso, no, ce ne sono diffusi in tanti posti, sì. Ad esempio alle Filippine i serpenti marini vengono catturati per togliergli il veleno e dopo li rimettono in acqua, perché per loro proprio è una fonte di reddito, perché usano il veleno nel combattimento dei galli. I galli hanno il rostro metallico, il coltello affilatissimo e tutto, che viene sporcato con una tecnica veramente particolarissima, perché proprio viene essiccato il veleno, viene messo su, perché l'arbitro, diciamo, che controlla che non ci sia il veleno e passa uno straccio bagnato sopra, per cui hanno trovato il sistema anche di mettere questo veleno che resti seccato sul coltello, ecco, per dire, quindi le varie tecniche che ci sono. E qui adesso siamo tornati in superficie, vediamo un passaggio di balene, eccoli qui. Quindi c'erano anche fuori dalla zona? Fuori anche dalla baia, sì, queste non è, le grigie avevamo in baia, queste non ho individuato esattamente che tipo era di balena. Ecco, qui vediamo le sulle, guardate come vicino, lei non ha nessun problema, lei sta lì, proprio non c'ha nessun problema. È domestica, sì, proprio non ha paura dell'uomo, non ha paura dell'uomo. Che bella, eccola, veramente. E dietro che si vedeva quella roccia bianca, cos'è? È l'isola? Questa è Socorro dietro, questa è Socorro, la più grande, sì, questa era la più grande. E quindi ecco, questo è tutto il gruppo, eccoci qua. Quindi eravate ancora vivi e vegeti comunque. Sì, alla fine. Qui era un momento che era anche calmo il mare. Sì, ma anche all'inizio del viaggio di ritorno era abbastanza calmo, per quello, infatti vediamo anche qui, era bellissimo il tramonto, con i delfini che saltavano fuori dall'acqua, e dopo, perché qui alla sera si calma anche abbastanza. Come sempre il mare si calma di sera, per cui... E dopo siete ritornati indietro? A Capo San Luca, esattamente a Capo San Luca siamo rimasti. Però non ci sono state visite a terra in località particolari? No, niente, abbiamo fatto solo quella delle balene che abbiamo fatto all'inizio e poi questa qua. Proprio siamo rimasti lì a riprenderci perché avevamo bisogno proprio un po' di riprenderci, perché è stato un viaggio impegnativo e fisicamente anche importante, provante, quello sì. Quanti giorni avete fatto per riprendere? 9 giorni di crociera, perché ne avevamo un giorno e mezzo all'andata e un giorno e mezzo al ritorno che si buttavano via. E invece per via. Riprendervi quanto avevate fatto? Abbiamo fatto 2 giorni proprio a terra di relax totale. Sono stati sufficienti? Sì. E poi ci siamo stancati, per poi abbiamo detto va bene, ma
abbiamo anche il viaggio di ritorno con questa sosta lunga, ci riposiamo in aeroporto? No, non ci si riposa. Quando abbiamo le tappe e le coincidenze dei voli, si cammina, si bighellona, sì, si guarda i negozi, cioè ci si stanca, Sì, il sì, è viaggio vero, infatti. diventa lungo. Ecco, Ed è un peccato perché 10 ore uno fa tempo a vedere anche in volata sì, una si città. potrebbe uscire, esattamente, se la ma città lì non è il massimo... no, difatti hanno detto no, non vi conviene, è proprio sconsigliato. E si è creato un bel gruppo anche. Sì, esatto, però in questi territori, diciamo, dove c'è la droga, cioè è meglio star fuori, perché anche può essere che c'è uno scontro tra bande e ti trovi un proiettile vagante, cioè, lì non sai mai come va a finire, ecco, questo è il punto. E poi voi avete avuto anche esperienze in passato, Sì. sempre evitate per un pelo situazioni rischiose, meglio di no. Benissimo. Bene. Maurizio, siamo giunti al termine di questo viaggio, quindi in preparazione... Speriamo che vada in porto. Questo viaggio, quindi verso ottobre dovrebbe essere. E il 6 di novembre abbiamo prenotato. Avete già prenotato il 6 novembre? Sì, già prenotato il 6 di novembre. E le norme... Facciamo 2 settimane, se però dovesse riprendere il Covid, che ci obbligano, perché in Indonesia come riprende il Covid ti obbligano una settimana in un albergo praticamente che devi fare di quarantena. E allora a quel punto lì è impensabile, perché stai via 15 giorni per farne una settimana d'albergo, nell'albergo che ti dicono loro e tutto, si rinuncia e si sposta a data migliore. Ma adesso invece è aperta? Adesso è aperto completamente, senza quarantena, addirittura nei voli europei non è più richiesta la mascherina, cioè, tranne però i voli che partono dall'Italia, noi siamo un po' diversi. Ecco. Infatti, vabbè, ma forse la mascherina è il minore dei problemi, il problema è che se ti fanno il controllo, il tampone, per caso risulta che sei positivo al Covid e ti devi fermare lì. No, in questo momento qui è indispensabile andare via con l'assicurazione per il Covid, perché se ti bloccano che hai il Covid non sei tu che scegli l'albergo, ti mettono nell'albergo che dicono loro e lo devi pagare. E lo devi anche pagare. E lo devi anche pagare, esattamente. Per cui generalmente ti mettono in alberghi anche molto belli, costosi però, e dopo li paghi te. Sì, no, quello no, perché ti fanno pagare bene, cioè sfruttano il turista, quindi direi uno che fa viaggi adesso è meglio che andare via, costa 120 euro l'assicurazione Covid, ma è indispensabile averla. Sì, almeno si fa questa permanenza, però vabbè, non è il massimo. Allora, Maurizio, grazie di averci fatto viaggiare, perché è stata una bellissima avventura che abbiamo fatto, quindi speriamo di poterne fare un'altra in virtù dei viaggi che tu riesci ad organizzare a fare. E intanto buon lavoro, magari ci possiamo rivedere ancora prima di un altro viaggio, perché rivedere anche i viaggi passati tira sul morale, fa sempre sognare. A voi cari telespettatori finisce così la nostra puntata, vi ringraziamo, buona serata, buon proseguimento, ci vediamo presto, grazie.